Bossi mi ha raccontato che lui, quando aveva l'idea di mettere su la Lega, per tutti i sabati si prendeva la sua macchinetta e andava a parlare con Salvadori, l'ideologo dell'Unione Valdôtaine, che gli diceva queste testuali parole. Dice: se tu vuoi fare un partito federalista, tu devi guardare a quelli che più di tutti in Italia si sono avvicinati all'idea federalista del Cattaneo. Se tu vuoi realizzare il federalismo, tratta col Partito della Salvazione. Devi vedere il Partito della Salvazione come il tuo mentore, come il tuo ideale. Noi abbiamo una storia dove non è solo una storia di vinti, ma è anche una storia di grandi personaggi, di grandi menti, una grande elaborazione politica, no? Però purtroppo questa cosa viene bypassata e per cui ci ritroviamo ad avere la solita storia con i soliti personaggi e Garibaldi fu ferito da una gamba, insomma, voglio dire, siamo ancora lì. Roma, 27 ottobre del 1922. Facta, il ministro incaricato, si aggira come un fantasma per le stanze di Montecitorio. Sta cercando di trovare una soluzione alla grave crisi aperta qualche giorno prima da Mussolini in piazza del Plebiscito a Napoli. Il 24 ottobre, infatti, il capo del partito dei fascisti ha dichiarato che il suo obiettivo è il governo. O ce lo danno o lo prenderemo marciando su Roma, ha detto. Davanti a lui esultano 40.000 camicie nere. Sono giunte da ogni parte d'Italia, chi a cavallo, chi a piedi, chi in treno, tutti richiamati dall'impresa imminente. Mussolini parla con forza per caricare i suoi uomini, ma anche per impressionare l'opinione pubblica, i giornalisti, i suoi colleghi del Parlamento. Ha capito che è giunto il suo momento. Nel frattempo Facta annaspa, è sempre più solo. I suoi colleghi non vogliono compromettersi e dicono che è meglio non esporsi troppo. La situazione diventa sempre più drammatica. Bisogna decidere. Si deve scrivere un decreto di stato d'assedio, ma per farlo è necessario conoscerne la formula. Il fatto è che nessuno sa come scrivere questo documento e tutti lo cercano. E il Regno d'Italia precipita in un pericoloso vuoto di potere. Solo un uomo sembra possedere il carisma necessario per risolvere questa situazione. E quest'uomo è Giolitti. Ma Giolitti è lontano, nel suo paese, a Dronero. Proprio in quel momento si sta godendo con la famiglia i festeggiamenti per il suo 80° compleanno. Raggiunto al telefono risponde che senza un invito preciso del re, lui da casa non si muove. E il re? Cosa fa il re? Il re è solo. Non è facile la sua situazione, tentenna. La paura di una guerra civile lo deprime. La consapevolezza che la monarchia stessa è in pericolo rende ogni suo ragionamento incerto, non sa che fare. Deve decidere, ma non decide. È la mattina del 28 ottobre del 1922 e quello che doveva succedere, succede. Una carovana raccogliticcia e festante invade le strade della capitale e fra canti e grida in un attimo assedia Roma. Sono poco più di 25.000 uomini e donne che giungono da ogni parte d'Italia e sono lì per prendere ciò che è stato loro promesso dal futuro duce, cioè giustizia e ordine. Sulle strade, per controllare questa adunanza, sono stati posizionati 28.000 soldati e sono lì per difendere la capitale e il clima è spaventoso. Quella che si sta realizzando davanti ai loro occhi è una insurrezione pacifica, ma sediziosa. I soldati però non hanno ricevuto ordini, sono stati inviati in ogni punto dell'ingresso della città, ma non sanno come comportarsi. Nessuno sa cosa deve fare. Mussolini intanto a Milano attende un segnale che ancora non arriva. Nuoro. 28 ottobre del 1922, stesso giorno, stessa ora. Nella sala dell'ex convento si sta svolgendo il 6° convegno degli ex combattenti. Durante la mattina i leader dell'associazione sembrano poco concentrati sulla gravità dei fatti romani e i lavori si sono svolti come da programma. La Sardegna è lontana dall'Italia e le informazioni dal continente arrivano con lentezza. La gravità dei fatti che si stanno svolgendo a Roma non viene percepita e tutto scivola via tranquillamente. Dopo pranzo i lavori riprendono senza scossoni, ma a un certo punto l'onorevole Mastino entra nella sala.
Stranamente è in ritardo, lui non è mai in ritardo. In quel momento Paolo Pili sta spiegando la sua strategia economica per l'esportazione dei prodotti dei pastori sardi, problema che ancora oggi è presente e che allora riuscirono a risolvere, insomma, così. Mastino, con passo veloce, si avvicina al tavolo del presidente, gli sussurra nell'orecchio e mentre ascolta Pais, il presidente cambia espressione. I due confabulano per un attimo. Mastino tiene fra le mani un telegramma, lo mostra al presidente che lo prende in mano e lo legge. Come termina l'intervento di Pili, viene data la parola a Mastino. Sale sul palco, sembra emozionato, cosa non consueta in lui. Nella sala cade un silenzio drammatico. È successo qualcosa, tutti lo hanno capito da quando è entrato, ma nessuno sa cosa è successo. Mastino, prima di leggere, si sistema la cravatta, prende fiato con un respiro profondo. Mi dispiace distogliere la vostra attenzione dai temi proposti dal collega, ma questo pomeriggio è giunto da Cagliari un telegramma del generale Rossi che ci scrive dalla divisione militare, ci fa sapere che in Italia è stato proclamato lo stato d'assedio. Nel telegramma aggiunge che da prassi dovremmo terminare i lavori del congresso oggi, ma considerata l'impossibilità di avvertire chi arriverà domani, ci concede di poter chiudere domani pomeriggio. L'emozione è palpabile. In tutti la sensazione di essere davanti a uno snodo del destino. In quel momento entra nella sala un giovane combattente di Oliena. È vestito in costume sardo e si capisce che è arrivato a cavallo e tiene in mano la bandiera dei quattro mori. È un attimo. Quel giovane, quel bel costume scarlatto, quello stendardo apparso all'improvviso nella sala in un momento di preoccupazione, quel volto segnato dalla fatica quotidiana che giunge dalla vicina Oliena, emoziona i presenti, che si alzano in piedi e cominciano un applauso che riempie la sala di energia. Lo stendardo viene collocato accanto alla bandiera tricolore. Nuovamente un applauso. L'emozione è molto forte. Sale a parlare il presidente, l'avvocato Pais, che dice: dopo le comunicazioni giunte attraverso il telegramma del generale Rossi, è necessario che il Congresso esprima il suo esplicito pensiero per dire con forza che i combattenti sardi da questo momento riprendono i loro posti di battaglia in attesa di ordini e sotto la guida del nostro comandante Emilio Lussu. La sala esplode nuovamente e le voci di tutti gridano entusiaste: evviva Emilio Lussu! Evviva Emilio Lussu! La mozione d'ordini di Pais viene approvata a maggioranza. Il congresso degli ex combattenti si chiude in questo modo, senza problemi, ma è chiaro che tutti sono distratti da ciò che sta accadendo in Italia e la mancanza di notizie pesa moltissimo. Quella notte, in casa dell'avvocato Mastino, si svolge una riunione segreta a cui partecipano i leader storici Bellieni, Sale, Puzzolu, Pili, Puggioni, Oggiano, Giacobbe, Adami, Manca e Senes. Si esamina la situazione, la si discute. La luce della sala da pranzo è volutamente bassa. Si cena in fretta per dare spazio a un esame più approfondito dei fatti accaduti. Puzzolu sembra stordito, parla quasi balbettando. La milizia fascista in armi contro il governo di Roma, ma fa impressione, è una cosa inaudita. Lussu sembra preoccupato per l'ora. Guarda l'orologio e guarda Bellieni. L'ultimo treno per Cagliari parte da Macomer alle 23 e bisogna arrivarci a Macomer. Mette a posto l'orologio e si solleva con uno scatto. Ma si conoscono le posizioni delle masse contadine del sud? E gli operai del nord? Che dicono gli operai del nord? Hai avuto notizie? Mastino allarga le braccia. Siamo isolati da tutti e da tutto. Posso solo confermarti ciò che ho letto al congresso. Dino Giacobbe interviene come se stesse parlando ad alta voce, ma il suo sguardo è introspettivo. Da che parte si posizionerà l'esercito? Perché è con l'esercito che si gioca la partita. Nascono due posizioni. Pili alza la voce come animato da un'idea improvvisa. La Sardegna deve difendere la propria libertà e approfittare di questa situazione per sensibilizzare e sottolineare l'esigenza della propria autodeterminazione. E Mastino prosegue la frase di Pili come se l'avesse cominciata lui. E una volta lottato per questa posizione, una volta risvegliato il guerriero, chi potrà costringere il pastore, il contadino, il combattente a tornare indietro?
Giacobbe, come scosso dal suo viaggio interiore, si solleva in piedi, si avvicina a Lusso come se volesse convincerlo. Ci vorrebbe un governo provvisorio di difesa, da costituire subito fra noi. Poi già da domani, attraverso la nostra associazione, incaricare in ogni paese un comitato di salute pubblica. Poi dobbiamo iniziare subito un'azione di sorpresa contro i presidi militari dell'isola. Ma Lussu interrompe tutti. Prudenza, prudenza, ci vuole prudenza e pazienza. Se il fascismo avrà mani libere ci metterà un attimo a schiacciarci. Solo se la monarchia si schiererà contro il fascismo potremmo decidere di aprirci a un conflitto e attuare questo piano rivoluzionario. E Dino Giacobbe a raccontare questa conversazione in una lettera scritta a Salvemini. I 10 proseguono a discutere, ma oramai è tardi e Lussu e Bellieni devono partire. I diversi pensieri si sono arrovellati fra loro senza trovare un punto d'incontro. Per alcuni una minoranza agire subito è una priorità assoluta, per altri è un'ipotesi condizionata da ciò che accadrà e non si è trovata una via di mezzo. Ci si separa a tarda ora senza un piano, con una vaga idea sul da farsi. Lussu e Bellieni indossano l'impermeabile, salutano i colleghi stringendosi la mano, i loro sguardi però sono inquieti. L'indomani ci sarà il 3° congresso del Partito Sardo d'Azione, di cui l'Associazione degli ex combattenti è la costola. Lussu e Bellieni partono per Macomer in auto, da dove prenderanno i rispettivi treni, verso sud e verso nord. Quando si giunge alla diramazione stradale di Oniferi, in direzione di Cagliari, si decide di fare una piccola sosta. Emilio Lussu non ha parlato per tutto il viaggio. Il suo animo è tormentato. Ora passeggia avanti e indietro davanti alla vettura, si ferma, guarda Bellieni. Facciamoci dare 2 cavalli, passiamo di paese in paese e chiamiamo tutti e arriviamo a Cagliari. È un moto d'animo il suo, ma si spegne subito perché Lussu è un uomo difficile. Ha imparato a convivere col suo fuoco dentro, ma ogni tanto Bellieni, che non è uscito dalla sua auto, ha spostato le gambe fuori dalla portiera per sgranchirle un po'. E gli risponde con un sorriso, imbarazzato, triste e calmo insieme, con voce leggera. Facciamo come vuoi tu, Emilio. Ma il suono delle sue parole si spengono subito nel silenzio della notte. Stanno zitti per un istante. Lussu scuote il capo come per allontanare i cattivi pensieri. Arriviamo a Macomer, chiediamo informazioni, poi decidiamo. La sua voce è strozzata. È notte fonda quando arrivano alla stazione. È tutto sbarrato, ma da sotto la porta traspare una luce. Bussano. Un uomo baffutto e paccioccone apre. Come vede Lussu lo riconosce. Onorevole! E li fa entrare. È il capo stazione. Assieme ai suoi uomini sta mettendo a posto per l'indomani. Da un tavolo pieno di scartoffie prende un telegramma ancora aperto, lo porge a Lussu. Lussu lo prende in mano, lo legge. Poi chiude gli occhi. Bellieni è fermo come una scultura. Aspetta. Lussu non parla. Che c'è, Emilio? Il re ha dato l'incarico di formare il governo a Benito Mussolini. Gli sguardi di tutti sono verso di lui. Lui china il capo. Una lacrima scorre lentamente sul suo viso incavato. Lussu sta piangendo. Nessuno parla più. Lombroso e Niceforo con l'università non ci azzeccavano niente. Questo è il discorso, perché non è possibile far passare come culture idee così ottuse, così retrive, così razziste, perché di razzismo si chiama. Parigi, 20 di aprile del 1882. I sardi hanno uno smisurato senso di identità. Leur vanité nationale est grande. Questo dice l'antropologo francese Gilbert Decoud in una conferenza dal titolo I sardi sono intelligenti, tenuta all'interno della Société d'Anthropologie. Ci ho messo più di 30 anni e 2 sostanziose pubblicazioni, il Rapport sur l'anthropologie et la ethnologie des populations sardes del 1850 e L'ethnologie de la Sardaigne, résumé des mesurations craniométriques et céphalométriques del 1882. Per arrivare a elaborare il suo pensiero ha dovuto compiere lunghissime misurazioni sui crani e sulle ossa dei sardi, noiosissime rilevazioni fatte attraverso il topometro, lo stereografo, il compasso di spessore, il goniometro mandibolare, il compasso scorrevole.
E quella sera ad ascoltarlo si sono dati appuntamento i migliori scienziati francesi di antropologia, di zoologia, di patologia, di psichiatria, veterinaria, criminologia, etnologia, insomma tante materie importanti. Insomma i francesi sono molto interessati a sapere se i sardi sono intelligenti oppure no. Durante la sua conversazione sottolinea con una certa dose di fiducia che pur nel sottosviluppo e una certa nota selvaggia, i sardi, insomma, non appartengono completamente a una razza inferiore, sono intelligenti e mostrano una vera bellezza selvaggia e una certa possibilità di sviluppo, però qualora si verificassero determinate condizioni ambientali. Dopo la sua brillante esposizione chiede di parlare un eminente collega, Charles Letourneau. Questi, facendo riferimento ad altri studi, si dichiara in grande disaccordo, asserendo che siccome i crani dei sardi si sono rimpiccioliti rispetto a quelli degli antichi romani, e dato che la Sardegna non ha prodotto nei secoli né uomini eminenti né illustri, non possono essere considerati intelligenti, anzi, le argomentazioni prodotte in favore delle tesi non fanno altro che aumentare la convinzione che dal punto di vista dell'intelligenza i sardi siano una società primitiva condannata all'estinzione, impossibilitata a entrare nella modernità. La convinzione che i sardi fossero una razza inferiore, gli altri studi a cui si riferiva, si deve allo scienziato positivista Cesare Lombroso, che nella prima edizione del suo famoso L'uomo delinquente, che è del 1876, definisce i sardi una razza inferiore anche a causa della prevalenza di sangue semita nelle vene. Alfredo Niceforo, pubblicando il libro La delinquenza in Sardegna, che è del 1897, rimette la questione al centro del dibattito, definendo la razza barbaricina cagione di inquinamento razziale, nonché di influssi negativi per tutti i sardi. Inoltre, nella loro fisionomica ci sono tutti quei tratti che fanno pensare a una delinquenza di tipo patologico. Egli la pensa così, ma non è il solo. E incredibilmente, grazie ad Derrida, pur non prendendo posizioni, dedica il suo libro di successo, La via del male, proprio al nicefalo. Il tenente Giulio Becchi rafforza il concetto espresso con grande precisione, raccontando la repressione del 1895 nei confronti dei banditi sardi da parte di un corpo di spedizione dell'esercito appositamente sbarcato in Sardegna per dare loro la caccia. I sardi, quindi, secondo loro, possono essere cacciati come si fa la caccia grossa ai cinghiali. Si arriva addirittura al paradosso nel 1906, quando l'Associazione dei commercianti e degli industriali di Cagliari, per la verità composta in maggioranza da liguri, campani, svizzeri e francesi, ma anche cagliaritani, sostiene che per migliorare la razza degli isolani è necessario colonizzare la Sardegna con un'immigrazione selezionata, al fine di ottenere il ripopolamento progressivo indispensabile per permettere l'incrocio con la popolazione indigena con cui si risolveranno molti problemi antropologici e culturali. Insomma, questo pensavano questi eminenti scienziati positivisti della fine del secolo. Nel frattempo, però, in Europa nascono i nazionalismi. Perché? Perché si assiste a un graduale processo di omogeneizzazione delle varie etnie attraverso la politica degli stati, che si cementa con l'accettazione, attraverso trattati e patti, tra capi di Stato, dei confini. Cioè nasce per la prima volta nella storia il concetto di confine stabile. Questo crea le condizioni di un inedito sviluppo economico-culturale. È anche però una posizione conservativa e sorda che dopo una ventina d'anni porterà gli stati verso un conflitto mondiale devastante. Insomma, la prima guerra mondiale raggiunge la Sardegna e i sardi senza che loro ne abbiano il minimo sentore e si ritrovano senza volerlo nel cuore di una guerra senza speranza. I sardi al fronte si erano riconosciuti facenti parte di una nazione. La nazione sarda si è vista al fronte, sulle trincee, perché sennò i sardi erano uno di Monserrato, l'altro di San Sperate, l'altro di Sisto, l'altro di Sena e compagnia bella, e vedevano quello dell'altro paese come uno strangio, uno straniero. Lo straniero non era di là dal mare, non era di là dalla nazione italiana, lo straniero era di là dal proprio paese. La guerra
Tutti la volevano, ma noi non sapevamo nulla della guerra e nulla dell'Italia. Però conoscevamo l'oppressione delle seguardie in divisa, l'amara paga dei padroni continentali dopo il buio nelle miniere, i contratti da fame dopo la vendita del latte e del formaggio alle ditte romane. L'Italia era la bacchetta dei maestri che si rivelava all'improvviso attraverso il dolore sulle dita o sulle mani, o la parola straniera che rendeva tutti noi analfabeti, mentre nella nostra vera lingua grandi poeti raccontavano attraverso architetture liriche complesse cattedrali e battaglie, santi, amori impossibili e viaggi in mare, pascoli e banditi, costruendo ragnatele di memoria da far impallidire gli artisti della rima italiani. Questo era per noi l'Italia, prima della guerra. Mobilitati alle armi, 99.000 di noi, praticamente l'11,8% della popolazione, comprendemmo due cose: che della Sardegna eravamo tutti figli e che parlavamo una lingua che potevamo capire solo noi. E infatti gridavamo in trincea: "Si sei italiano, chistione in sardo!" La guerra è stata come una tempesta di vento che ci ha coinvolti tutti, toccando ogni villaggio, portandoci via da casa, noi, contadini, pastori, operai, minatori, artigiani, impiegati, professionisti, giovani laureati, studenti, lasciando orfani i nostri bambini, vedove le nostre donne e soli i nostri vecchi. In trincea la morte aleggiava sopra le nostre teste e in quel groviglio di corpi abbiamo imparato a riconoscerci, a fumare le stesse sigarette, a consumare lo stesso rancio assieme, a lottare contro il nemico, a scambiarci speranze, a condividere il pane assieme. Mai avevamo sperimentato il significato di questa parola. Uniti siamo stati in mezzo al fango, sotto la pioggia battente, sporchi, affamati, in attesa. Una cartolina rossa ci ha detto di partire e siamo partiti. E siamo arrivati in una terra che alcuni chiamano Italia ed altri Austria, ma per noi erano solo roccia, terra e fango. Lì abbiamo atteso la battaglia, parlottando fra noi all'interno di un buco del Carso. Noi, la brigata Sassari, l'esercito dei sardi, migliaia di furie pronte ad esplodere al cenno del frustino del capitano. C'è Plinio di Meana, che ogni giorno aspetta il sole e lo saluta col suo cappello. Buongiorno sole. E c'è Bustiano che quando dorme richiama le sue pecore ad una. Belledda, Istedda, Asula, E c'è Elia che non sa leggere e vive aspettando le lettere della sua fidanzata, lettere che fa leggere al cappellano Don Fresi, che sta qui per fare Quaresima con noi e vivere la risurrezione con noi. Siamo bravi soldati, siamo caprai, siamo porcari, contadini, fabbri, pescatori, operai. Noi non abbiamo paura della morte e moriamo. Certo, forse non moriremo gridando viva l'Italia, ma moriamo. Noi non torniamo indietro quando ci mandano a morire contro i reticolati. Noi lo facciamo. Noi sappiamo come uccidere e morire, ma sappiamo anche come strisciare senza fare il più piccolo rumore. Passiamo dove non passa nessuno, resistiamo alla sete, alla fame, sappiamo stare zitti per intere ore, zitti e immobili come tronchi, come sassi. Ci mimetizziamo, prendiamo il colore della terra, dei mureti a secco, dei cespugli. Noi sappiamo che la morte non ci ha voluti per un capriccio e anche se i nostri amici sono morti uno dietro l'altro, non abbiamo dato peso al nostro dolore. Ed ora siamo i grandi eroi della Brigata Sassari, i grandi e coraggiosi Diavoli Rossi. È stato il sangue a battezzarci e a farci rinascere, fratelli. Noi siamo sempre un popolo disponibile. Ora, leggere questa disponibilità estrema, questa cortesia, come un residuo di sindrome del vassallaggio, insomma, no? O del casemus theracos, questo è l'esempio più, no? Questo è anche vero, cioè abbiamo questo DNA di vinti, no? Per cui siamo sempre
propensi a servire più che a comandare. Insomma, sto esagerando, ma... E quindi anche questa disponibilità si mostrò anche nella guerra, no? Per cui noi eravamo disponibili, poi ci siamo resi conto che eravamo cane da macello. Sia austriaci che tedeschi chiamavano la brigata Sassari Sardinienbrigaden, e tenere presente che mentre un attacco veniva tenuto segreto per non perdere l'effetto sorpresa, gli attacchi della brigata Sassari erano annunciati col megafono: giorno tale, alle ore tot, noi attaccheremo il Col di Lana, la brigata Sassari attaccherà il Col di Lana. Arrivano lì, giorno tot, ora tot, tedeschi e austriaci non c'erano più, scappati. Figure mitiche come il generale Carlo Sardo su Babu Manno o Emilio Lusso, ma erano mitiche, ma non per la brigata Sassari, erano mitiche per l'esercito italiano. Quello che ha fatto la guerra soprattutto è estirpare le persone e toglierle via da un contesto che per loro era la vita. È chiaro che tu ti trovi smarrito. Una volta tornati, organizzammo un movimento di idee e di persone, comprendendo il significato storico del movimento dei combattenti che era nato con tutte le sue forze a Cagliari e a Sassari. Ci siamo battuti assieme a Bellieni perché alla testa dei combattenti ci fossero capi degni e uomini di sicura fede, e aspettavamo con trepidazione il ritorno della guerra di Emilio Lusso, l'uomo di ferro, il capocaccia, necessario per cementare assieme le diverse anime del movimento. L'avevamo ripetuto fra noi nel dicembre del 18. Lusso deve essere dei nostri. Perché? Perché noi eravamo Lusso. Noi eravamo Bellieni ed eravamo Puggioni ed eravamo un solo corpo assieme a tutti quelli che con noi erano stati un solo corpo in trincea. Era arrivato il tempo di chiederla quell'autonomia tanto desiderata, svenduta in un attimo di follia per un pugno di paglia. È il tempo, dicevamo, è il tempo. Ed era vero, era il tempo e noi eravamo pronti. Non sarebbe più accaduto che altri avrebbero deciso il nostro destino. Così abbiamo parlato, ci siamo incontrati per mettere a capitale l'esperienza della guerra. Il sardismo, non vorrei esagerare, ma c'è un atteggiamento fideistico nei confronti del sardismo, cioè bisogna crederci, è un valore. Chi ha cercato di veicolare questo valore in primis è stato un partito, come il Partito Sardo, nelle fila delle quali ho avuto l'onore di essere, insomma. Nell'aprile del 1920 Tempio rompe ogni indugio. Per iniziativa di un gruppo di ex combattenti guidati dall'ex tenente Caput, costituisce la prima sezione del Partito Sardo d'Azione. Si riuniscono assieme professionisti e contadini, braccianti, artigiani, uomini di studio. Tempio ha smosso la prima pietra. Bellieni è entusiasta, vede la cosa come uno stimolo. Puggioni però sospetta. C'è un nuovo pericolo sull'isola e ciò che è successo a Tempio ne è il segnale. Dice: col pretesto di combattere l'inesistente pericolo bolscevico sorgono qui e lì sull'isola i fasci di combattimento, raggiungendo quei nostri combattenti che privi di strumenti culturali si fanno catturare dalla propaganda. Bellieni non è che non conosce il rischio, lo conosce benissimo. Lo ha respirato a Napoli col fallimento del progetto di partito di rinnovamento ed è per questo che spinge per la creazione del Partito Sardo. Bisogna vincere le resistenze, dice. Abbiamo tutti gli strumenti per realizzare un progetto inedito. Ha le idee chiare, Bellieni. Per lui la soluzione della crisi italiana si risolve attraverso una democrazia ruralista e liberista basata sulle autonomie locali e con la collaborazione di un'associazione di liberi pensatori. Ma Puggioni è preoccupato. Il fatto è che lo Stato liberale sta concedendo spazi controrivoluzionari al suo interno e i mandanti di questi proselitismi sono prefetture e questure. E aggiunge Puggioni: dobbiamo inviare una circolare nella quale va ribadito che noi in Sardegna siamo contro i fasci e soprattutto perché difendono palesemente gli interessi capitalistici continentali contrari a quelli della nostra isola. E Bellieni è consapevole, lo sa.
ma sa anche che una parola sbagliata potrebbe provocare effetti contrari, ed è questo il problema, perché da una parte ci sono gli eccessi dei socialisti, dall'altra ci sono i bisogni di chi gestisce un'azienda, e poi ci sono gli ex-combattenti che possono trasformarsi in armi mortali nelle mani sbagliate. E aggiunge: dobbiamo inserirci in mezzo, cercando il dialogo, ma con calma, con calma. Nonostante tutto ciò, la tensione in Sardegna cresce. Cominciano le spedizioni punitive contro la CGIL, contro la sede della Federazione dei Minatori e quella del Partito Socialista. Bellieni lo sa che inserirsi tra gli operai delle miniere, che sono più evoluti della massa degli ex combattenti, è impossibile. Nel frattempo avviene qualcosa. Il primo circolo sardista di Tempio si trasforma in un fascio di combattimento. Bellieni lo aveva intuito bene. Il combattentismo sta cambiando. Il fallimento del progetto di partito nazionale affonda le sue radici proprio in questa ambiguità. Tuttavia in Sardegna ci sono ancora margini per lavorare, e in tutto il 1921 in Sardegna i fasci sono solo una decina. Ci sono tutti i margini, dice. Dobbiamo lavorare bene, con calma. In quei tempi i viaggi erano abbastanza impegnativi, quindi non ce la facevano. E poi diciamo che in quel periodo ha cominciato a tirar bene il Partito Sardo d'Azione, ho detto che è arrivato al 35%, diffuso in maniera organica per tutti i paesi della Sardegna, ed era un risultato stupefacente. Lussu, senza ombra di dubbio, nonostante la sua scelta poi quella di abbandonare il Partito Sardo, ma Lussu era un esempio, lo è stato per me. Un anno sull'altipiano per me è stata una folgorazione anche perché scriveva da Dio, insomma, no. E poi io devo dire che sono stato fortunato nella mia vita, non lo so se fu un caso. Quando venni trasferito a Cagliari, perché mio padre era un parastatale, fu trasferito d'ufficio e io tanto dovevo fare l'università, avevo solo la terza liceo, dice andiamo a Cagliari, trasferiti a Cagliari. Andammo in un palazzo in via Cuggia, che era vicino al Dettori, dove io ho fatto la terza liceo. Perché sto raccontando tutto questo? Perché un giorno vedo questo signore col bastone, un pizzetto bianco e un cappello, che entrava nel mio palazzo. Non l'avevo notato questo signore, l'ho visto 1, 2, 3 volte, penso a un punto mio fratello mi dice: ma l'hai visto quello? Sì, è un signore. Ma lo sai chi è quello? E chi è? Emilio Lussu. Emilio Lussu. Sì, Emilio Lussu. Cioè, io ho avuto no, poi non l'ho più visto, voglio dire, però è un'emozione per me un personaggio come lui, perché è un esempio. L'ideologo era Bellieni, Lussu ottimo combattente, ottimo uomo di mano, però come fermezza ideologica non è che ne avesse altrettanto. Bellieni era tutta un'altra pasta. Il vero politico, l'ideatore, il costruttore, il realizzatore del Partito Sardo d'Azione era Bellieni. Lui ha fatto il partito abruzzese d'Azione, il partito bresciano d'Azione, ed è riuscito ad avere anche degli eletti. Poi chiaramente diciamo che in quei tempi, con quelli che erano i collegamenti, con quelle che erano le distanze e compagnia bella, non era facile tenere rapporti politici. 16 aprile del 1921, Cappella degli Scolopi di Oristano. Ad Oristano c'è un'aria piena di energia positiva. Camillo Bellieni in quel momento conclude i lavori del 4° congresso dei combattenti. Non è stato facile arrivare a quel momento. In molti recalcitravano, non volevano cambiare le cose, altri ritenevano che non si dovesse entrare in politica. Molte frammentate idee avevano rallentato questo passaggio importante, ma ciò che sta accadendo in Italia, anche in Sardegna, ha accelerato i passaggi. Le sezioni costituite sono ancora poche. A Sassari è stata fondata nell'autunno del 20, subito dopo la rottura di Napoli e la mancata nascita del Partito della Rinascita. E a Sassari hanno aderito non solo i combattenti, ma anche alcuni simpatizzanti. Subito dopo sono nate le sezioni di Pattada e di Torralba, ma già ne esistevano in Gallura, Cagliari, Oristano Alghero e Ozieri la stessa settimana del congresso. E al congresso Bellieni saluta gli onorevoli Angioni, Mastino, Orano, il presidente della deputazione di Sassari, l'ingegner Sale, i consiglieri provinciali Adami, Fais, Lussu.
Serra, Oggiano, Siotto, Senes, Tullio Mulas, Pisani. Per tutti loro c'è un applauso. Poi vengono letti i telegrammi di saluto di chi non può venire. Un saluto alla stampa, sono presenti gli inviati del Giornale d'Italia, del Popolo Romano, del Tempo, dell'Epoca, dell'Unione Sarda. Paolo Pili, padrone di casa, chiede a Bellieni di indicare gli uomini che dovranno presiedere l'Assemblea Costituente. Bellieni prende la parola e senza aggiungere altre parole legge i nomi. Allora, amici, il presidente dell'Assemblea sarà l'ingegner Sale, suo vice Tullio Mulas, segretari Anneris Murru. Armando Businco chiede di poter dire una cosa breve, gli viene data la parola. Amici, vorrei proporre, se siamo tutti d'accordo, di non fare interventi più lunghi di 15 minuti. Inutile dire che la mozione viene approvata all'unanimità. Ora, finalmente, Bellieni può esporre il suo documento. Lui è la testa del partito, ha lo sguardo che arriva lontano. Impossibile volergli male. È uno che si dona senza risparmio, non si tira mai indietro. È lui che come un sarto ha messo assieme le varie anime di questo progetto. Prima di leggere i suoi appunti pulisce i suoi occhiali. Come l'inforca muove le labbra in su e in giù per umettarle. Poggia i fogli sul leggio, prende fiato. Semus sardos, dice sorridendo, soddisfatto, e tutti applaudono. Fa un cenno con le mani per far capire che sta per parlare e l'assemblea tace. Siamo qui per sancire la nascita ufficiale del Partito Sardo d'Azione. Applausi. Partito Sardo d'Azione sorto dal congresso di questa mattina. E il congresso non smentisce le tradizioni politiche di rinnovamento dei combattenti che gli ha consegnato la scintilla vitale. Noi siamo qui per proseguire il discorso cominciato 2 anni fa con l'obiettivo della conquista dell'autogoverno, della sovranità del popolo sardo che si esprime attraverso l'affermazione del principio di responsabilità. La responsabilità, capite? Il perfezionamento dei mestieri. Dobbiamo imparare a lavorare con più professionalità e la costituzione di conseguenti sindacati per stimolare la crescita di un nuovo progetto economico che ci veda protagonisti. Siamo qui come cellule di un nuovo organismo capace di credere nell'avvenire, nell'ordine, nell'autorità. Ma tutto questo può avvenire solo se ci sarà una nostra maturazione collettiva e una graduale trasformazione delle condizioni attuali, uno studio più approfondito delle problematiche, un'organizzazione coerente, puntuale. Noi aborriamo il rivoluzionismo violento che, come dice Engels, mira alla sostituzione di un regime con un altro. Applausi. Il partito sardo deve essere il partito del popolo, deve ricercare un percorso di coscienza di sé nel proletariato. Noi pretendiamo l'autonomia della regione con profonda fede italiana e immaginiamo una confederazione dei regionalismi del Mediterraneo. Concludo sottolineando ancora una volta che rinneghiamo la violenza come sistema. Perciò è nostra intenzione conseguire la trasformazione degli istituti giuridici attraverso una conquista morale. Bellieni prende fiato. Tutti gli occhi sono su di lui. Nella sala il respiro di tutti è un unico respiro. Sta per concludere il suo lungo discorso, il primo del partito, la pietra miliare di una nuova casa. E come avviene durante gli incontri di poesia improvvisata, il silenzio di tutti è attivo per memorizzare ogni parola, ogni invenzione. Bellieni sistema meglio i suoi occhiali, sposta un foglio, sorride a tutti, scappa un applauso a un vecchio di Budusò e gli altri contagiati si accodano. Un lungo applauso copre un piccolo momento di riposo che si è preso Bellieni. È stato Tio Franchinu a comprendere la stanchezza e l'emozione del momento. E ne ha viste tante nella sua vita. È arrivato la mattina presto a cavallo portando nella bertula una grossa zucca piena di acquavite, seguito da una decina di paesani, tutti a cavallo come lui, e gli altri sono arrivati a piedi, chi in treno, e Bellieni guardando il volto asciutto e rugoso del vecchio si commuove, pensa e dice: questo è il volto della nostra terra, questo rugoso e profondo, pieno di solchi scavati dall'aratro della vita. Questi uomini
meritano il nostro sacrificio. E fa cenno a tutti che sta per riprendere. Nella sala si fa nuovamente silenzio. Sia chiara una cosa, dice. Sia chiaro questo. Se il governo italiano fosse inerte e neghittoso di fronte alle nostre rivendicazioni, il popolo sardo troverà in se stesso la forza e l'energia per conquistare la sua libertà. Lunghissimo applauso interminabile. Bellieni va a sedersi dietro il tavolo dell'Assemblea Costituente e Lussu solleva la mano con un gesto quasi impercettibile, perché i due ormai si guardano e si muovono, sanno parlare senza parlare, hanno imparato a muoversi con piccoli gesti, in trincea, comunicano senza dire parole. Lussu è contento, i suoi occhi sono luminosi. Il congresso va avanti, chiede la parola a Senes. Dopo aver ascoltato il bellissimo discorso di Bellieni, chiedo di proseguire nella strada già aperta a Macomer, richiamandoci ai principi del programma di Macomer. Anche Paglietti nel suo intervento prosegue nello stesso tono, ma Businco invece non è d'accordo e il suo intervento anzi è brusco. Da poco è passato all'Istituto di Anatomia Patologica e già si parla di lui come di un brillante scienziato. E lui è un uomo spiccio, leale, ma spartano nei rapporti sociali. Sale sul palco, comincia a parlare prima ancora di essere arrivato al leggio. Non è convinto di alcuni passaggi del discorso di Bellieni. Fin da Macomer ha avuto dubbi sulle modalità con cui questo programma venne imposto e votato. Nel suo breve intervento spiega i motivi e chiude. E vi ricordo che quel documento non fu discusso adeguatamente prima di essere presentato all'Assemblea e passò con troppa superficialità. Pertanto chiedo a nome mio e di Gessa che venga ripreso e ridiscusso. Oggiano dal posto allunga le braccia, è seccato. La passione lo divora. Ma no, ma non perdiamo tempo con queste operazioni di retroguardia, passiamo invece alla trattazione del programma politico di Bellieni. Scoppia una discussione nella sala. Dalla presidenza l'invito a non lasciarsi andare a polemiche sterili. Lussu si solleva, chiede la parola, parla dalla sala, non sale, si volta verso la platea dando le spalle alla presidenza. È elegante come sempre e la sua voce è un piccolo coltello appuntito. Perdonatemi, ma vorrei ricordare a tutti che quell'accordo fu raggiunto da tutti noi in fretta per la consapevolezza delle imminenti elezioni politiche. Assieme ci rendemmo conto che non c'era il tempo di approfondire con serenità la discussione di un programma così particolarizzato, però vorrei sottolineare che tra la carta di Macomer e i 4 punti presentati oggi da Bellieni non c'è disaccordo, anzi, credo che con più attenzione si possano trovare punti di vicinanza che ci permetteranno di andare avanti, di approfondire i temi presentati oggi da Bellieni. Non perdiamo tempo per analizzare le virgole o non riusciremo ad andare più avanti. In realtà Lussu è preoccupato. Lui sa bene che la carta di Macomer fu spinta da lui e da Orano con modalità non troppo trasparenti ed è conscio che passò perché la sezione dei combattenti cagliaritana era la più numerosa e ai voti vinse. Tuttavia i contenuti di quel documento sono la spina dorsale del programma di Bellieni. Lussu non sopporta questa abitudine del passo del gambero di taluni compagni di viaggio. Tornare indietro ora è un rischio che non fa bene. Nel frattempo si è alzato Paolo Orano. Non è molto amato quest'uomo dalle 1000 facce. Prima socialista, poi sindacalista rivoluzionario, poi massone anticlericale vicino alla comunità ebraica, poi vicino ad Angelo Olivetti, a Mussolini, poi antisemita, d'Annunziano e infine sardista. Il suo discorso è di maniera. In realtà conferma la bontà dei temi trattati dalla carta di Macomer in relazione alle belle parole di Bellieni. Qualcuno dice che si stia meditando, lui ed altre persone, di passare ai fasci di combattimento. Il suo elettorato, d'altronde, in quella soglia ambigua di combattentismo e corporativismo che hanno attivato da un po' di tempo, avvicinandosi ai fasci. Bellieni si rende conto che l'intervento di Orano potrebbe prendere una piega involutiva. Così, senza muoversi dal tavolo di presidenza, si solleva e ribadisce i concetti chiavi del suo programma. Poi è il momento di Pazzaglia, che è un uomo molto pratico, e dice: signori, facciamo così, approviamo gli ordini del giorno di Bellieni e nominiamo una commissione per la compilazione del programma definitivo, poi dobbiamo essere pratici. Allora io propongo di chiedere a Bellieni, a Colonnello Pisano, a Tullio Mulas, Diego Pinna e Vincenzo Messina questo compito:
Dopodiché discutiamo la sintesi in modo più organico e tutti sono d'accordo. In realtà nessuno ha voglia di inoltrarsi nella foresta dei distinguo. La piccola proposta di Pazzaglia sembra abbastanza eterogenea. La commissione è rappresentativa di tutte le istanze in campo. L'Assemblea vota unanimemente. Dopo gli ultimi interventi minori, Bellieni chiede una pausa. In realtà, assieme ai delegati delle sezioni, deve spostarsi nel vicino Teatro di San Martino per proseguire la riunione a porte chiuse. E nella riunione segreta vengono confermati i candidati e deciso che la lista dovrà essere bloccata. Al ritorno nella sala del convento tutti sono ancora a pranzo. Nel pomeriggio vengono illustrate le strategie decise per le elezioni e il finanziamento della campagna elettorale domina la discussione del pomeriggio. Si dà mandato al comitato elettorale di prendere accordi con i candidati, stabilire la quota che ognuno dovrà versare. E la riunione oramai sta per concludersi. Sale chiede la nomina del direttorio del partito e così vengono eletti Paolo Pili, Colonnello Pisani, Pilia, Caddeo, Eustachi, Cossu, Oggiano, Messina, Puggioni e Graziani. E Camillo Bellieni viene eletto direttore del Partito Sardo d'Azione. A quelle elezioni del 21 il Partito Sardo d'Azione raccoglie 1/3 dei consensi elettorali, cioè più del doppio dei voti socialisti, quasi 3 volte quelli del Partito Popolare. Pietro Mastino, Paolo Orano sono confermati e risultano eletti anche Umberto Cao ed Emilio Lussu. Lussu interviene per la prima volta nell'aula di Montecitorio l'8 dicembre del 21, in occasione del dibattito per la raggiunta indipendenza irlandese, e precisa che il Partito Sardo d'Azione è autonomista, non separatista. La tesi viene ribadita da Bellieni, che al secondo congresso del partito, svoltosi nel gennaio del 22, ribadisce l'ipotesi di un'Italia riordinata su basi federali con la conquista delle autonomie regionali. Insomma, il partito sardo in quel tempo dappertutto in crescita fermata da coincidenze storiche incredibili, la nascita del fascismo, lo squadrismo, la dittatura, la guerra, la paura e altre scelte di alcuni. Per 20 anni il sardismo quindi ha dormito sotto la cenere, come un fuoco pronto a riprendere vita al primo soffio. E poi, dopo la seconda guerra mondiale, si è ripartiti là dove la macchina si era fermata, ma erano passati più di 20 anni e molte cose erano cambiate. Ma questa è un'altra storia. Questa terra deve puntare sulla cultura, questa è una terra che esprime cultura e quindi deve investire sulla cultura come risorsa, perché la cultura è una risorsa, adesso ce ne stiamo accorgendo, ma insomma è un discorso che io cerco di portare avanti da tanto tempo.